Noi siamo felicissimi che i bambini facciano i castelli di sabbia in spiaggia a Cavallino, che li facciano pure e sono anzi una fautrice. Lancio, visto tutto quello che è successo, un'idea per il prossimo anno. Faremo un grande concorso del castello di sabbia più bello. Sgombera il campo da ogni polemica il sindaco di Cavallino Treporti, annunciando per la prossima stagione estiva un concorso proprio dedicato agli incriminati castelli di sabbia. Buche e costruzioni sulla spiaggia stanno infuocando questa fine estate dopo la segnalazione di un bagnante che ha raccontato di essere stato ripreso perché il nipote stava giocando sulla battigia con secchielli e palette. Ma la prima cittadina ci tiene subito a precisare che non c'è il divieto di fare castelli di sabbia, bensì, spiega, esiste un'ordinanza che viene emanata ogni anno che fa riferimento alla legge regionale sul turismo, che a sua volta recepisce una norma nazionale che prevede il rispetto di una zona di 5 metri di libero transito per i bagnanti e soprattutto per i mezzi di soccorso. Non possiamo accettare che ci siano gli sdrai, i lettini, le masserizie fino al mare e quindi impedire la possibilità di movimento in primis ai mezzi di sicurezza, ma anche ai nostri bagnanti. Un bambino con un secchiello e una paletta, il castello di sabbia può farlo anche sulla battigia in riva al mare. Assolutamente sì, anche la Capitaneria di Porto conferma. Capitaneria di Porto ha fatto dei controlli e chiaramente ha segnalato, senza sanzionare, intanto ha avvisato. Una volta avvisati però, aggiunge il sindaco, i bagnanti sono chiamati a rispettare l'ordinanza lasciando liberi i 5 metri di battigia, altrimenti rischiano fino a 1.032 euro di multa. L'importante è ovvio che a ridosso della torretta dei bagnini non ci siano i castelli, perché non ci siano le buche, che i carrettini del gelato possano passare senza incappare in buche, per cui i castelli vanno fatti, vanno segnalati, però poi se si distruggono vanno coperte le buche. E chi in spiaggia ci va per rilassarsi o lavorare, che ne pensa? Vengono apposta per giocare, per cui è giusto che facciano i castelli qua sulla sabbia e si divertino. Però dipende anche da che clientela arriva, perché certi rispettano, certi no. Io sarei a favore di lasciarlo libero e di magari dare un'area adibita per far buche, castelli e quant'altro, perché se serve i vigili passano poco perché non riescono a passare, se serve una camionetta per andare a prendere qualcuno in riva al mare c'è bisogno di quel spazio lì.